sono tutti scioglilingua, no? Quelle cose che in siciliano poi se non sono pronunciate bene danno luogo ad equivoci e a frasi che magari in realtà poi non sono quelle originali. Adesso ce lo faremo spiegare meglio dagli autori di questo brano che si chiama La Taranta di Lo Spicchio. Il video è quello proprio ufficiale che trovate su YouTube e sui loro canali che adesso ci faremo dire. Loro si chiamano Calandra e niente di meno Calandra. Eccoli qua, ben arrivati. Buongiorno. Buongiorno. Allora, quello con le cuffie che parla è Calandra quale? Maurizio. L'altro invece? Che non parla è Giuseppe. Giuseppe perché non parla? Senza cuffie non parla. Non parla, senza cuffie si rifiuta. Allora, Maurizio e Giuseppe fratelli, giusto? Dalla nascita. Dalla nascita, sono fratelli praticamente. Qual è quello più vecchio dei due? Se mi dici questo vuol dire che già mi stai offendendo. Sono gemelli. Quello che parla di solito che prende la parola è il primogenito, no? No, Ma neanche il piccolo del giunta. Vabbè, intanto ragazzi ben arrivati, loro arrivano da Alcamo, se non Sì, ricordo tra l'altro male. oggi è una giornata proprio, abbiamo peccato traffico, siamo stati 4 ore in Perché autostrada, siamo freschissimi proprio. Allora facciamolo vedere intanto questo sciccheredo, eccolo qua. È Viaggia sempre con voi. la nostra mascotte, è stata con noi in Guatemala, in Svizzera, in Austria, in Germania, in Canada, in Francia, a New York, Insomma, diciamo. voi siete menestrelli popolari che portano in giro la cultura siciliana per il mondo con gli strumenti, con tutto, e soprattutto fate questi video molto molto accurati, molto ben fatti, con tanti attori, con belle immagini. Sì, abbiamo quasi abbiamo 11 visti milioni diversi, di visualizzazioni su YouTube, grazie ai nostri video abbiamo vinto tantissimi concorsi cinematografici, ma la cosa bella è vincere un premio con un videoclip cantato in siciliano, che sono ad Imperia, a Roma, a Taranto. Certo, Quindi questo, certo. perché molto spesso, come dire, il fatto di cantare in siciliano viene visto come Limitante, sì, molti ci dicono che è un limite, Secondo me no, secondo me è una cosa in più. ma nel noi senso diciamo che- sempre così anche perché facciamo forte dal fatto che i siciliani, proprio con gli emigranti, te li trovi ovunque, quindi ci troviamo a Io casa. non credo che sia solo quello sicuramente è un aspetto importante che poi diffonde, però è anche vero che la cultura popolare in generale comunque nasconde delle tradizioni, nasconde dei suoni, nasconde delle cose che poi vanno conosciute anche da altre parti del mondo. Io per esempio spesso e volentieri ascolto musica di altri paesi, anche musica popolare, e devo dire che trovo cose interessanti. Per esempio trovo tante cose che somigliano a noi nella musica della Corsica. Nella musica della Corsica, se avete modo di ascoltare qualcosa di corso, vi renderete conto che anche il dialetto è molto, la lingua addirittura che parlano è molto simile alla nostra, anche i suoni che utilizzano, anche l'abbigliamento nei video, la coppola, il gilet, insomma sembrano quelli siciliani e tu magari non l'avresti mai pensato. Assolutamente. No? Anche- Pensate, abbiamo ricostruito un intero salone nel periodo della pandemia. bellissimo. Ci siamo chiusi dentro un locale, siamo stati 2 mesi giorno e notte. La prima frase che ti viene in mente quando vedi un loro video è ma che sbaglio che No. No, ma che sbaglio, perché c'è tutta un'organizzazione, tu lo capisci, no? Quando un video è fatto in un certo modo, quando c'è del lavoro dietro, quando c'è una regia, un Possiamo dire una cosa, c'è la anche passione. la passione, per carità, però c'è anche tanto lavoro. Sì, perché, sai, no, questo la dobbiamo passione curare uno ce l'ha tutto nel noi. cuore, però poi quando quella passione la devi mettere in pratica poi ci vogliono le maestranze, ci vuole chi sa fare bene le luci, chi sa fare bene il montaggio, chi sa fare bene la regia, e devo dirti che quando vedi i loro video tu dici ma questo sono pazzi, cioè Ma video di 7 ma veramente, minuti ma per una veramente. canzone da 3 minuti Ce ne che vuole. magari poi c'è un sacco di attori, la storia. Abbiamo un punto, quasi sempre 200 comparse che girano attorno Ai nostri che è video. un po' la vostra prerogativa anche, o no? Sì, ma Quella lo che sai. intorno tante persone. Assolutamente, ma Perché, anche ma diamo spazio alle persone, nel senso che non siamo noi i primi attori, ma raccontiamo una nuova storia. Anzi, voi quasi sempre non Quasi vi vedete esatto. nei video. Questo qua Sì, è vero, eravate, è vero. eravate molto presenti, ma quasi sempre ho visto che nei vostri video quasi non ci siete, a volte ci siete in sì, maniera perché comunque marginale. considera che la gente che si mette a disposizione per poter realizzare comunque il nostro lavoro è giusto che comunque abbia almeno quel momento di notorietà o all'interno del video, Visibilità all'interno perché del video. il brano è nostro, il video è nostro e se... Ringraziamo la nostra amica Graziella Tusa, che peraltro si occupa anche di alcune vostre cose, a quanto ho Sì, capito, sì, sì. quindi sarete ospiti di Dario Testa nella trasmissione che poi va in onda qui su Prima TV. Noi vi facciamo tanti in bocca al lupo, vi Auguri, salutiamo grazie, con bravi davvero. con una vostra canzone che si chiama Non Violura, ce la volete presentare, che questa è una serenata. È una serenata che abbiamo scritto noi e abbiamo realizzato questo videoclip dove c'è tra l'altro
la partecipazione dell'attore Lollo Franco di Errori Quattro Occhi e più tanti altri. Grandissimo Lollo Franco, per chi non è palermitano magari forse il nome non dirà niente, ma Lollo Franco Conoscono grande sicuramente. attore che ha fatto anche tanti film, ma tra l'altro oltre a tanto teatro, ed è veramente un'istituzione a Palermo, soprattutto durante il festino di Santa Rosalia, Sì. lui è stato direttore artistico per tanti anni, insomma Lollo Franco, grandissimo personaggio che ho avuto il piacere di incontrare al Festival di Minutella. E allora Calandra e Calandra, grazie per essere stati Grazie a con voi, noi, in grazie a bocca al voi. lupo per tutto, buona estate, se volete sapere dove si esibiscono dal vivo seguite le loro pagine e seguite il loro canale YouTube dove trovate anche Non Mio Plura. Ciao! Ciao a tutti! Ciao.